Amici, siamo in compagnia di Edoardo e con lui vogliamo iniziare questa puntata. Edoardo è un tipo simpaticissimo, anche tu ti dai da fare per portare un po' di buon umore in giro, vero? Che fai, Edo? Sì, delle volte quando posso, questa tramite galleria mi danno questo abito e faccio il volantinaggio, però a contatto con la gente li faccio ridere e viva Brescia! Edo, sei un grande, questa è una missione, lo sai che è una cosa bella e importante. Edo, come te la cavi col dialetto, visto che dici viva Brescia? Vediamo. Proviamo a leggere questo sotto, qui, dai Edo, vai. Quando siete fortunati, Sì, quando sei fortunato, tu sei o te, sei a sta sentati. se sta sentati E tu in qualche modo ora sei seduto perché stai sulla in bicicletta. bicicletta. Quindi quando sei fortunato, tu sei o te, tu sei o te, a sta sentati, ovvero? Ovvero che stampè. Ma te sei sentato, Appunto. quindi un peo sentato, meglio in piedi o seduti? Forse è meglio seduto visto l'età. Ma forse è meglio iniziare. Tra pochissimo qui su Teletutto, resta qui, Sì, non mi mandi più a casa. per carità. Centro anch'io, centro anch'io. Bene, allora questa era la nostra simpatica anteprima e tra poco la ripigliamo perché iniziamo a raccontarvi il detto. Però, come sempre, un'opera d'arte che verrà collocata nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Ebe Coppiera e l'Aquila di Giove di Gaspare Landi. Parliamo oggi di una tela del pittore piacentino Gaspare Landi datata 1790. Protagonista è Ebe, figlia di Giove e coppiera degli dei, incaricata di distribuire nettare e ambrosia al banchetto divino. Nelle mani la fanciulla reca una brocca e una coppa, dalla quale si sta abbeverando un'aquila maestosa, simbolo di Giove. La presenza del rapace allude al mito del bel fanciullo Ganimede. Invaghitosi di lui, Giove gli si presenterà sotto forma di aquila e lo rapirà, portandolo sull'Olimpo, dove Ganimede sostituirà appunto Ebe nel suo ruolo di coppiera. Landi dà luogo qui a un'immagine di grandi casticità, sospesa tra la grazia classica del corpo idealizzato di Ebe e la forza trattenuta dell'aquila dallo splendido piumaggio. Chi di voi è davvero fortunato? Lo scopriamo subito, perché? Perché quando sei fortunato, tu sai te, a sta sentati. Marco, quando sei fortunato, tu sai te, a sta sentati. Dai, prova a tradurlo, Marco. Quando si è fortunati tutto Tutto si ottiene a stare seduti. anche Anche a stare seduti. Sì. Quando si è fortunati occorre fa niente. Cioè, la fortuna arriva da sola, cade dal cielo. cade dal A cielo. me mai. A te, mai. Mai. Zero. Solo lei mi è caduta dal cielo. Chi è la moglie? Sì, esatto. Insomma, è una piuma però speriamo. Sì, esatto, perché è detta così. Sì. Gianni, provi a leggere qui. Quando sei Quando sei fortunato, tu sei te a sta sentati. Bravo Gianni. Quando si è fortunati si ottiene tutto anche a star fermo. Quando uno è fortunato, la fortuna lo bacia. È vero Gianni, bravo. Lei però non è fermo, sta facendo una passeggiata. Sì. Però è fortunato lo stesso. Più o meno, dai. È una bellissima persona questo signor Gianni. Congratulazioni. Signor Roberto di Piatucco delle Medane. Però qua si parla di fortuna. Lei è una persona fortunata, signor Roberto. No, mia età sinceramente. Pochetto sì, un bell'uomo, giovane, bella moglie. Giovane, molto giovane. Senta, signor Roberto, quando sei fortunato, per questo che parliamo di fortuna, tu sei o te a castà in touch, come dite voi a Lumezzane, in touch, cioè? Insomma, te tranquillo, la tua poltrona, tante oltre le mei. Sì, e lei è una persona tranquilla, sempre seduta in poltrona? No, oh mia, puta sta in poltrona a È me. un vero lumezzanese lei. Mi piace lavorare appena e basta. Sì, caro Giovanni, sei una persona fortunata tu? Io mi ritengo fortunato. Direi di sì. Caspita, guarda, Baldo Giovanotto, perché te l'ho chiesto? Perché quando sei fortunato, prova a leggere, tu sei o te, Se te, ac sta inteso. sei sentato, vabbè sì. Ed è tutto anche a star seduti. Non occorre fare niente quando si è fortunati nella vita. Quindi tu stai spesso seduto? Mai. Allora non sei fortunato. Ma io sono fortunato lo stesso anche se non sto seduto. Allora non vale sto coso. C'è qualcosa che non va.
Ma la fortuna gira, va a momenti. Fortuna e sfortuna sono sempre a braccetto. Allora alzi la mano chi davvero si ritiene fortunato. Avete sentito? Quando sei fortunato, tu sei a sta sentati. Quando si è davvero fortunati, tutto si ottiene, le cose belle, le cose più inaspettate, le sorprese, a sta sentati, anche a stare seduti, anche a non far niente. Chiedetelo a chi davvero è fortunato, ma fortuna con la C maiuscola. Io mi fermo qui. Alla prossima, grazie.